2.0, stavolta parliamo ancora di appuntamenti imperdibili, anzi parliamo del 50° anniversario Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo. I festeggiamenti saranno diversi sul nostro territorio, tra viaggi stampa, incontri divulgativi, eventi dedicati al pubblico per celebrare i primi 50 anni del Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo, che unisce quasi 200 viticoltori in una delle DOC più antiche dell'Italia. A luglio saranno tanti gli eventi, tra cui lo spettacolare brindisi sul Ponte del Diavolo a Cividale, patrimonio UNESCO, la cena con i vignaioli nei ristoranti della città, che per l'occasione proporranno tutti i menù dedicati appunto alla DOC. Matteo Bellotto, tra gli intervistati di questo nostro servizio, ambassador del consorzio, poi Stefano Zagni, l'assessore regionale del Friuli Venezia Giulia, Paolo Valle, presidente del consorzio, e ancora Giuseppe Ruolo, assessore del comune di Cividale, Mariano Paladin, direttore appunto del consorzio. Sentiamo cosa ci raccontano per questi festeggiamenti del 50° anniversario del consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo. Allora, per partecipare a questo che è l'evento del 50° dei Colli Orientali ci sono diverse modalità. Il momento clou sarà col brindisi sul Ponte del Diavolo il 15 luglio a partire dalle 18:30. Per iscriversi sarà molto semplice. Le persone potranno presentarseli al brindisi, riceveranno un calice e potranno degustare, fino a quando ci saranno i vini, ad un prezzo di circa 15 euro. Ma la modalità migliore è quella di prenotare una cena nei 12 ristoranti che appartengono al circuito proprio del 50° nel centro di Cividale, insieme a 36 aziende aderenti. Potrete cenare insieme col vignaiolo. Come? Basta andare sul nostro sito, trovare il ristorante con il menù che preferite, chiamare il ristorante per notare il vostro tavolo. Già alcuni ristoranti stanno finendo i posti, per cui affrettatevi. 50 anni dei Colli Orientali del Friuli Venezia Giulia e Ramandolo, 50 anni importantissimi di storia, di qualità, di mercato, ma specialmente di produttori. 50 anni che segnano quello che è stato, ma guardano in maniera forte al futuro, che segnano una cambio anche, se vogliamo, di mentalità che si è creato in questi anni e che oggi guarda con tranquillità, direi, alle sfide del futuro, perché ha i fondamentali per poterle vincere. Il futuro si chiama mercato, il futuro si chiama comunicazione, il futuro si chiama sistema. Sistema del Friuli Venezia Giulia, sistema non solamente all'interno di un consorzio, ma con tutta la produzione del Friuli Venezia Giulia, che guarda anche agli altri settori, perché dobbiamo fare quella squadra a 360 gradi che ci garantirà il successo. Fino a pochi anni fa la sede del consorzio era a Cividale, poi per una serie di situazioni logistiche del consorzio hanno fatto altre scelte, ma vedo che comunque il legame con la nostra città è ancora forte e questo evento lo dimostra. Nel lontano 1970 è stato costituito il consorzio che all'epoca si chiamava Colli Orientali del Friuli, con sede a Cividale. Abbiamo praticamente rifatto tutti i vigneti delle nostre bellissime e benamate colline, abbiamo rifatto le cantine, abbiamo un livello tecnologico di assoluto valore, anche grazie, non dico che solo fortuna, ma anche a merito di avere un'università come quella di Udine, che ha una facoltà di viticoltura ed enologia che è ormai a livello internazionale. Sta per concludere le attività con il clou della prossima settimana, in cui fra giovedì, in realtà anche mercoledì, ma diciamo giovedì, venerdì e sabato prossimi andremo a realizzare prima una cena di gala all'abbazia di Rosazzo, fino ad arrivare sabato sera, il 15 di luglio, a Cividale, in cui abbiamo pensato di fare un bellissimo brindisi sul Ponte